Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Il comune di Monfalcone chiederà i danni alla compagnia della nave che il 22 agosto ha causato lo sversamento di combustibile nell'area portuale e balneare di Marina Iulia. Terminato il divieto di balneazione, ma il sindaco Cisinto ora pretende un risarcimento. Enorme danno di immagine oltre che ambientale. Per questo il comune di Monfalcone ha deciso di chiedere i danni per lo sversamento in mare del 22 agosto di olio combustibile pesante nel bacino portuale e lungo il litorale anche balneabile di Marina Iulia. Lo sversamento è avvenuto durante le operazioni di bunkeraggio della nave Al-Saad, battente bandiera delle isole Marshall. Abbiamo inviato una messa in mora all'armatore, al comandante, all'agenzia, perché la nave, che peraltro è ancora in porto, ha causato un danno ambientale importantissimo. E noi abbiamo provveduto sia il giorno del disastro, possiamo proprio definirlo così, che il giorno successivo a verificare lo stato dell'arte anche del nostro litorale. Abbiamo provveduto immediatamente anche a emanare due giorni di ordinanze per il divieto di balneazione, perché il carburante si era fissato sui sassi e anche sulle alghe. Da ieri la situazione è decisamente migliorata. Oggi stiamo provvedendo anche assieme a Legambiente a sistemare una zona dove non possono intervenire i mezzi meccanici. Nella lettera abbiamo detto che avremmo ovviamente contestato i danni patrimoniali e anche quelli non patrimoniali, perché questo in piena estate ha causato anche dei danni d'immagine. Il comune di Monfalcone ricorda che l'incidente ha richiesto l'intervento di Capitaneria di Porto, Protezione Civile Comunale, Servizio Tecnico del comune, oltre che di ditte specializzate. Il sindaco Cisint chiede garanzie per il futuro. L'ho anche chiesto al comandante della Capitaneria se fosse possibile che in fase di bunkeraggio le navi potessero prudentemente premunirsi con delle panne attorno all'area di lavoro, affinché questi disastri non abbiano più ad accadere. La cronaca: a metà giugno era entrato furtivamente all'interno del tennis club di Udine di via del Maglio. Poi, una volta raggiunti gli spogliatoi, anziché estrarre la propria racchetta, si era messo a rovistare tra gli zaini e i borsoni riposti sulle panchine, fuggendo successivamente dal centro sportivo con beni e averi quantificabili in 500 euro. Tra gli oggetti sottratti anche un telefono e un portafoglio. Dopo la denuncia presentata da una delle vittime, i carabinieri di Udine hanno avviato le indagini che hanno portato nelle scorse ore ad identificare e denunciare l'autore del furto, un 46enne di etnia rom residente a Udine, senza fissa dimora, risultato con diversi precedenti di polizia a suo carico. Un deposito di paglia è andato a fuoco ieri pomeriggio a Fontana Fredda. L'incendio si è sviluppato tra le frazioni di Camolli e Casut, mandando in fiamme decine e decine di rotoballe. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i pompieri di Pordenone, che hanno lavorato per diverse ore prima di completare le opere di spegnimento e bonifica del fienile. Voltiamo pagina. Cresce il numero di minorenni ricattati attraverso i social network. Negli ultimi mesi si contano almeno un centinaio di casi di sextortion. L'allarme della polizia postale che, vista l'impennata, ha deciso di lanciare alcuni utili consigli alle vittime e ai loro genitori. Aumentano i casi di sextortion tra gli adolescenti del Friuli Venezia Giulia. Sono almeno un centinaio le vittime minorenni ricattate attraverso i social network solamente negli ultimi mesi. L'allarme è stato lanciato dalla polizia postale, che sottolinea come il fenomeno sia vertiginosamente esploso nell'ultimo anno, coinvolgendo anche alcuni ragazzi più piccoli. L'adescamento inizia con qualche scambio di like, alcuni commenti e con messaggi da parte di sconosciuti o finti coetanei gentili e avvenenti. Poi prosegue sulle video chat, dove le richieste di pose intime si fanno man mano sempre più spinte. A cadere letteralmente nella rete sono soprattutto i ragazzi tra i 15 e i 17 anni che, spinti da curiosità sessuali, vengono catapultati in un incubo fatto di ricatti, continue richieste di denaro e minacce di diffondere foto e video compromettenti. Le vittime, intrappolate tra la vergogna e la paura che le immagini intime possano essere viste da amici e familiari, tendono quindi a tenersi tutto dentro, specialmente a non confidarsi coi genitori. La polizia postale invita le giovani vittime a denunciare situazioni di questo tipo, magari attraverso l'aiuto di un adulto di fiducia o raccontando tutto ad un solo genitore. L'importante, consigliano esperti delle forze dell'ordine, è non cedere mai al ricatto, che non avrebbe mai fine. Anzi, così come non va cancellato il profilo social su quale è nato il reato di sextortion, serve anche conservare i messaggi e screenshottarli.
Le denunce potranno poi essere presentate sul portale www.commissariatodps.it addirittura in autonomia da chi ha compiuto 14 anni. Ricordiamoci, sottolinea la postale, che non bisogna mai giudicare irresponsabile il comportamento delle vittime. La vergogna e il senso di panico potrebbe infatti portarle a compiere atti impulsivi e rischiosi. Serve piuttosto rassicurarle, ricordandoci che l'ascolto e la raccolta delle informazioni è fondamentale per risolvere al meglio le indagini. Ora andiamo a Trieste, la prossima sarà una settimana decisiva per la vertenza Varsila che coinvolge 400 lavoratori diretti e altrettanti indiretti. Tra sabato e domenica arriverà la nave noleggiata dal gruppo Daewoo che dovrà imbarcare i motori. Martedì è invece previsto un nuovo tavolo in prefettura. Sabato prossimo, il 3 settembre, ci sarà invece il maxi corteo che coinvolgerà tutta la città e tutte le categorie. L'avvertenza Varsila passerà al momento per questi 3 momenti temporali, ma in mezzo potrebbe cambiare il destino dei 450 lavoratori più altrettanti nell'indotto. L'obiettivo di FIOM CGL, FIM CISL e WILM WIL è di bloccare la procedura di licenziamento, ma serve l'aiuto del tavolo al Mise che al momento non è stato ancora riconvocato e per questo il 3 settembre la maxi manifestazione è in animo di sollecitare la parte politica a intervenire entro il 14 settembre. La partita più complessa è quella dei motori. Il gruppo Daewoo deve ritirarne 12 da Varsila, ma la comunità si è unita e anche i lavoratori portuali sono pronti a incrociare le braccia qualora gli venisse chiesto di trasportarli sottobordo. Probabilmente il tavolo prefettizio di martedì ha lo scopo di risolvere quella che si preannuncia un impasse che rischia di costare diversi milioni di euro con potenziali ricadute anche sulla RSU. I coreani parlano di esproprio, ma dalle istituzioni, come la regione, al momento è arrivata una secca replica: rivolgetevi a Varsila, qua sono in ballo i diritti delle persone. La partita è dunque complessa e potrebbe cambiare di ora in ora. Con l'avvio della vendemmia e la raccolta di alcuni cereali cambia la strategia irrigua del consorzio di bonifica Cellina Meduna che aveva stoppato l'acqua per i cereali sull'asta del Meduna. Adesso si riprenderanno a bagnare mais e soia. Non piove ancora, ma le ridotte necessità irrigue che dipendono dall'avvio della vendemmia e dalla mietitura consentono di rivedere parzialmente lo stop di Ferragosto. Sono così state pubblicate le nuove priorità del consorzio di bonifica Cellina Meduna dopo una riunione con soci e sindaci. Da 2 settimane a causa della siccità era stata sospesa ogni forma di bagnatura ai cereali lungo l'asta del Meduna. Ora le nuove disposizioni. Verrà data precedenza al mais destinato alla zootecnica e alla soia, mettendo in terza posizione i cereali per altri usi. La carenza idrica del fiume resta gravissima, ma l'inizio del raccolto di alcune coltivazioni rende possibile la parziale ripresa per le specie vegetali che invece devono restare ancora in terra per qualche tempo. Ovviamente l'acqua scarseggia e non sarà possibile servire l'intera area, hanno spiegato dall'ente pordenonese. I singoli turni andranno preventivamente concordati con gli uffici e con i guardiani di zona. Si tratta di decisioni difficili ma dettate esclusivamente dalle eccezionali condizioni meteo. Le precipitazioni della scorsa settimana hanno permesso di sospendere i prelievi per qualche giorno ma non hanno incrementato le capacità di accumulo a monte. L'evoluzione del quadro viene monitorata ogni giorno in sinergia con l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Zanier e a Udine c'è stato un summit tecnico sulla siccità entrato ormai negli annali. Il lago di Redona continua ad essere vuoto, il torrente apporta pochissimi metri cubi al secondo. I previsori annunciano qualche fenomeno per il weekend e se ci saranno svolte considerevoli modificheremo immediatamente le prescrizioni a carico dei nostri soci, fanno sapere dal Cellina Meduna. Con la stagione estiva quasi al termine, domani si verificherà l'ultimo sabato da bollino nero sulla rete autostradale della regione, in particolare sulla A4. Domani è previsto traffico intenso in alcuni momenti della giornata, specie a partire da metà mattinata e fino al tardo pomeriggio anche critico, con formazione di code lungo la carreggiata ovest, ovvero da Trieste a Venezia. Autovie Venete ha calcolato che transiteranno circa 175.000 veicoli solamente sabato 27 agosto, replicando grosso modo i numeri registrati lo scorso sabato con il controesodo dei vacanzieri di ritorno dalla Croazia, dalla Slovenia e dalle località balneari friulane e venete. 40.000 transiti si prevedono alla barriera dell'Isert, 30.000 passaggi alla Tisana e 20.000 a San Donà. La situazione dovrebbe migliorare già sabato sera e per l'intera giornata di domenica 28, che sarà comunque caratterizzata da bollino rosso. Rallentamenti si potrebbero verificare sempre in ingresso alla barriera dell'Isert e in entrata al casello di La Tisana. Ricordiamo che i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.
Si inaugurerà questa sera Aria di Friuli Venezia Giulia, la storica manifestazione che da 35 anni celebra il prosciutto di San Daniele e che quest'anno abbraccia tutti i prodotti dell'eccellenza dell'enogastronomia friulana. La Kermesse per 3 giorni porterà un corposo calendario di eventi attraverso San Daniele, fulcro di 6 appuntamenti itineranti lungo la strada del vino e dei sapori, 25 laboratori, 40 visite guidate, 15 stand enogastronomici, alcuni numeri della manifestazione che torna dopo 2 anni di stop per la pandemia. E Telefriuli seguirà questa sera in diretta al taglio del nastro con testimonial Eleonora Boi e Filippo Ferraro. Chiudiamo con il calcio, fischio d'inizio alle 18:30 per la sfida tra Monza e Udinese, con i bianconeri ancora in attesa della prima vittoria in campionato. Mister Sottil però chiede attenzione ai suoi, il Monza non va sottovalutato. Sentiamo. Abbiamo lavorato intensamente, anche se è stata una settimana tipica, molto corta, però direi i ragazzi hanno svolto tutte le sedute con grande determinazione, con grande intensità e soprattutto vedo la voglia di trovare una grande prestazione e cominciare a ottenere un grande risultato. Quindi oltre all'intensità diciamo fisica, ho visto una particolare concentrazione e determinazione nel voler andare a cercare un risultato importante. In questa categoria, l'ho già detto e lo ripeto, non ci sono partite facili o partite, perché la neopromossa a 0 punti. Neopromossa a 0 punti, quindi farà una partita di grande determinazione, di grande carica agonistica. C'è un allenatore molto preparato che sicuramente saprà caricare questa partita. Quindi noi dobbiamo avere un approccio devastante, un approccio di grande carica agonistica, di grande umiltà, consapevoli sicuramente che possiamo andarcela a giocare, questo è chiaro, ma l'approccio mentale deve essere un approccio di grande ferocia, di grande cattiveria agonistica, di ringhiare su ogni pallone e chiaramente sfruttando poi quelle che sono le nostre qualità, che questa squadra ha già dimostrato, ce le ha. Quindi grande rispetto per il Monza, grande approccio a questa partita, grande vuol dire con grande umiltà, con grande fame e con la consapevolezza che sicuramente è una partita che noi andiamo per giocarcela fino in fondo, come siamo andati a Milano, e consapevole che possiamo mettere in difficoltà il Monza, questo sì. È tutto, dopo il telegiornale appuntamento con A Voi la Linea, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.